stasera presentiamo il libro L'attimo di mezzo, di cui parleremo dopo, di Cristiana Iannotta, che è qui accanto a me. Sempre accanto a me c'è anche Sonia, che è una fine dicitrice e leggerà alcuni brani tratti appunto dal libro, per significare i vari passaggi. Allora, il libro di Cristiana è sicuramente un romanzo molto particolare, che potremmo definire onirico, e che segue l'evolversi di due esistenze che scorrono parallele. E sono due uomini che sono diversi di età, ma nati da una grandissima sensibilità e dalla ricerca dell'amore, seppure con due obiettivi differenti. E la loro vita è resa difficile dalla perdita di qualcosa di importante. Sono due persone diverse di età. Per la persona anziana è la moglie che è stata compagna di vita, che ha rallegrato la sua vita e che in questo momento ovviamente gli manca in ogni istante della sua esistenza. E l'altra invece è Emanuele, che è il ragazzo, il giovane, e la figura che gli manca invece è il padre. Ma tutti si diranno, è normale, ma il padre è un padre putativo, non è il padre reale, che lui scopre soltanto, diciamo, nel proseguo della sua vita, e che a maggior ragione proprio per questo fatto lui diciamo, ha un afflato nei confronti di questa persona che gli ha dato tantissimo affetto. Allora, il libro peraltro è scritto molto bene, è scritto bene perché non soltanto c'è un buon italiano, insomma, ma è molto scorrevole, ma è ogni tanto infarmezzato da quelli che io adoro, che sono gli aforismi, i pensieri, le riflessioni, perché i racconti, le storie sono tutte, non dico uguali, ma insomma più o meno si assomigliano, ma quando il libro è non infarcito, ma corredato da queste cose, ogni momento che le leggi ti arricchisci, ti emozioni e hai voglia di andare avanti per trovarne altri, non soltanto per sapere e conoscere la storia, l'evoluzione della storia, ma proprio per trovare questi momenti che sono veramente bellissimi. Io ricordo solamente, l'idea del libro è nata tantissimi anni fa, per cui adesso ritornare indietro da come sia nato il libro è difficile, però mi ricordo una conversazione con degli amici su quanto fossimo sempre ancorati sulle cose passate e quanto invece rallentati poi nell'andare avanti. Poi è arrivata la pizza e non abbiamo più parlato. Invece a me dentro questo tarlo ha continuato a lavorare, ho lavorato e ho cominciato a scrivere pensando, infatti è nato prima il personaggio, l'uomo anziano, il signor Esposito, perché ho pensato chi è che può avere tanto passato, e è venuto fuori questo signore al quale sono molto affezionata, molto carino. Per fare un paragone ho creato, quindi sono proprio, il romanzo sono creazioni, sono invenzioni, ho creato un antagonista sempre maschile, che è un ragazzo più giovane, il quale di passato ne ha poco, ma di esperienze probabilmente ne ha molte di più. Certo, un ragazzo moderno. E quindi diciamo la nascita è stata per caso, poi come si è evoluto il romanzo non lo so. Sinceramente è andato avanti da solo, cioè mentre scrivevo si sono create le situazioni e dalle situazioni ne ho create altre. Io in mente non ne avevo assolutamente niente, in mente avevo solamente questo pensiero di questo passato e di questo presente che praticamente è come se non lo vivessimo mai, perché pensiamo sempre al passato, proiettati nel futuro, il presente è veramente impercettibile. Non si udivano suoni. Un po' come quando si osserva una moltitudine di trasparenti bolle di sapone, affascinanti, quanto fragili, astratte, che mentre catturano l'attenzione di chi le guarda, hanno l'incredibile capacità di far dimenticare tutto quel che gira loro intorno. Che si tratti di forme o rumori, non fa differenza. L'atmosfera circostante era lievemente screziata da un tenue, pallido e inafferrabile chiarore. Un istante sospeso, in bilico su di un silenzio apparentemente magico, quasi irreale, pronto però, come in tutte le situazioni non ben definite, a trasformarsi in caos a una minima scintilla. In realtà non c'era nulla di magico in tutto ciò. Si trattava soltanto
del preludio di una semplice giornata d'inverno e dell'epilogo della precedente, l'inizio di un nuovo giorno. Niente più di questo, semplicemente l'attimo di mezzo, il leggero soffio di quel particolare momento che anticipa il tutto futuro.